Nella nostra realtà, a proposito degli ultraottantenni, noi, la qualità di vita in Alto Adige è molto buona e abbiamo gli ultracentenari, c'è gente che ha 100 anni, 102 anni. Di recente abbiamo visto anche un cittadino che aveva 94 anni, in ottime condizioni di salute, migliori di qualche familiare che io conosco. Quindi l'attività della Commissione, quando era entrata in vigore questa legge qua, era veramente intasata, non ne venivamo più fuori, avevamo dei turni allucinanti. Allora, ringrazio l'Ordine dei Psicologi del Veneto per avermi invitato, mi fa molto piacere. Io, come già stato detto, sono sostituto vice presidente della Commissione Medica per l'accertamento dell'idoneità alla guida dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige. Mediamente facciamo 7.000 visite all'anno. L'attività, le sedute hanno luogo tutti i giorni da lunedì a venerdì e lavoriamo in stretta collaborazione con il settore della psicologia del traffico, che proprio è un dipartimento, è una struttura, un settore proprio all'interno del servizio di medicina legale, che è proprio ubicato sullo stesso piano, proprio all'interno, logisticamente proprio all'interno del nostro servizio, e con la quale lavoriamo molto bene. La Commissione è molto grata di poter avere delle valutazioni in ambito di idoneità alla guida. Ci permette alla Commissione di fare dei giudizi, che molto spesso sono giudizi difficili, complessi, con più serenità. Lo psicologo del traffico è una figura professionale che è ampiamente diffusa in paesi europei e non solo. Da noi in Italia non è ancora sufficientemente consolidata. Allora, la normativa italiana, la nostra normativa attuale, prevede che chi vuole il rilascio o la conferma o rilascio dell'idoneità alla guida della patente di guida deve recarsi dal medico del distretto sanitario, l'ufficiale sanitario, il medico monocratico, e il medico monocratico, nel momento in cui ha dei dubbi sull'idoneità psicofisica alla guida, è tenuto, secondo normativa vigente, è tenuto ad inviarlo alla commissione medica locale, ed è tenuto anche in presenza di alcune patologie che sono previste dalla normativa vigente. Vi farò una sommaria descrizione di che cosa è previsto nella normativa attuale e dopo anche una breve descrizione sulle basi giuridiche della valutazione psichica. La normativa prevede che devono essere presenti alcuni requisiti visivi, l'acuità visiva e alcune altre requisiti visivi come la sensibilità al contrasto, la visione crepuscolare, la sensibilità all'abbagliamento, il tempo di recupero dopo l'abbagliamento e così via. Prevede che qua c'è una distinzione tra patenti di gruppo 1 e patenti di gruppo 2. Patenti di gruppo 1 sono i motocicli, la patente di guida dell'auto, e quelle di gruppo 2 sono le patenti superiori, i conducenti professionali, gli autobus, i camion e così via. Prevede che ci sia, per quanto riguarda quelli del gruppo 1, prevede che ci sia il raggiungimento di un'acuità visiva di minimo 7 decimi, con un meno di 2 decimi nell'occhio che vede di meno. Per quanto riguarda il gruppo 2, le patenti superiori, la normativa richiede un minimo di 12 decimi con minimo 8 decimi nell'occhio che vede meglio e 4 in quell'altro. E poi i vari requisiti che vi ho appena elencato. Tenete presente che nei pazienti anziani e anche non anziani, ma l'acuità visiva talvolta è meno importante rispetto alla sensibilità al contrasto. La normativa europea prevede, ad esempio, che l'acuità visiva sia di 5 decimi, quando da noi è 7 decimi. Prima era di 10 decimi, adesso siamo passati col decreto legislativo, il numero 59 del 2011, siamo passati a 7 decimi.
con un minimo appunto di 2 decimi nell'occhio che vede di meno. Ci sono anche poi anche il discorso del campo visivo, è fondamentale anche il campo visivo. Campo visivo che appunto anche qui la legge stabilisce che deve essere minimo di 120 gradi orizzontali, cioè deve essere non inferiore a 120 orizzontali, 15 verso l'alto e 15 verso il basso, con un minimo di 50 a destra e a sinistra. E anche qui però c'è una distinzione tra gruppo 1 e gruppo 2. Poi sono previste appunto le patologie cardiovascolari. Adesso vi elenco praticamente quali sono quelle patologie per la quale il medico è prevista la visita presso la commissione medica locale. Poi ci sono le patologie cardiovascolari. In questo caso con le patologie cardiovascolari la norma non entra nello specifico di defibrillatori cardiaci, come abbiamo parlato questa mattina, come ha già ampiamente descritto il cardiologo, però sono stati fatti delle linee guida con il servizio di cardiologia, e i pazienti che hanno un impianto, un defibrillatore cardiaco, sono tenuti a venire in commissione medica patenti, e l'idoneità massima in questo caso è per esempio di 1 anno per quanto riguarda le patenti di gruppo 1. Per quanto riguarda le patenti superiori, un conducente professionale, un conducente di cambio, eccetera, che ha un defibrillatore cardiaco non può assolutamente guidare il cambio. Quindi potete immaginare l'impatto che può avere un autista che ha sempre fatto il camionista per tutta la vita, e ad un certo punto gli viene negata l'idoneità alla guida. Poi vengono da noi anche patologie come i portatori di pacemaker, chi ha impianti valvolari e così via. Poi abbiamo tutte le patologie endocrine. Le patologie endocrine però di fatto noi non ne vediamo, non mi risulta neanche che le altre commissioni le vedano. Me ne ho sentita di recente anche con la Lombardia, però mi dicevano che anche loro queste patologie endocrine non le vedono. C'è il diabete, che poi il diabete è proprio esplicitamente precisata nella normativa. Il paziente che soffre di diabete deve andare in commissione in presenza di complicanze solo se possiede una patente di gruppo superiore. Del gruppo 1 il conducente di veicoli, in assenza di complicanze, deve andare invece dal medico monocratico. Poi abbiamo tutte le patologie neurologiche. Tutte le patologie neurologiche, scusate che vado un attimo, vi cerco. Eccolo, le patologie neurologiche, e queste praticamente la normativa prevede che non deve essere rilasciata né rinnovata al conducente o al candidato che è colpito da un'affezione neurologica grave, salvo il caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato. Tra le varie patologie neurologiche, cioè le patologie neurologiche quando vengono valutate, patologie neurologiche come ad esempio la sclerosi multipla o altre patologie a carico del sistema nervoso periferico, o anche esiti di trauma cerebrale e così via, la commissione medica, che normalmente è costituita da 3 medici, di cui il presidente è appunto il medico legale, in questa fattispecie la commissione medica è integrata dalla presenza di un fisiatra e dalla presenza di un ingegnere. In commissione giungono anche le persone che sono affette da epilessia o alterazioni improvvise dello stato di coscienza. Le persone che sono affette da crisi epilettiche devono venire in commissione medica, e rispetto al passato adesso c'è la possibilità, dal 2011 col decreto legislativo del 2011-59 c'è la possibilità che questi possano essere dichiarati idonei con un'idoneità massima di 5 anni. Una volta invece l'idoneità massima prevista dalla normativa era di 2 anni. Adesso il legislatore ha pensato bene di fare alcune riflessioni, e l'idoneità viene rilasciata per un periodo più lungo, appunto di 5 anni.
questo non è previsto per quanto riguarda le patenti di categoria superiore, a meno che, ecco, se viene certificato dal neurologo che il conducente ha avuto l'ultima crisi epilettica 10 anni fa e che l'ultima assunzione del farmaco risale a 10 anni fa, e quindi che può essere dichiarato clinicamente guarito, a questo punto può essere liberato dalla commissione, non c'è più l'obbligo che venga in commissione medica patenti. Poi abbiamo l'altra categoria di conducenti che sono obbligatoriamente costretti a venire in commissione medica patenti, sono praticamente i conducenti che hanno avuto delle guide in stato di ebbrezza o che hanno avuto delle guide in stato di ebbrezza per alcol, per sostanze stupefacenti. Anche questi devono venire in commissione medica patenti, e in questo caso l'idoneità è un'idoneità limitata, periodicamente vengono fatti dei controlli, teniamo conto dei dati anamnestici, teniamo conto di quante guide in stato di ebbrezza ha avuto il conducente, se è la prima guida, se si tratta di una revisione, se ha avuto più guide, quant'era il valore dell'alcolemia, se aveva un'alcolemia sotto gli 1,50 oppure di più di 1,50 e così via. Teniamo conto della valutazione anche del servizio delle dipendenze, e poi chiediamo anche l'intervento, la consulenza dallo psicologo del traffico, che ci fa anche una consulenza in cui viene indicato anche il rischio, cioè la prognosi, e se il rischio è alto di recidiva, se è un rischio basso, se ritiene opportuno che il conducente venga sottoposto che venga fatto un corso di riabilitazione alla guida e così via. C'è sempre una disposizione in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida, noi siamo ancora in attesa, non mi risulta che sia stato fatto qualcosa di recente, ma che entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge del 2010 avrebbe dovuto essere emanato un decreto del Ministero della Salute nella quale siano individuati i prodotti farmaceutici che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli dei natanti. Ed è previsto inoltre che sulle confezioni dei prodotti che saranno individuati sia riportato un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo. Io non so se il collega per caso sa in merito se è stata regolamentata questa cosa. Direi di no come regolamentazione, però se voglio risolvere in Italia il problema del traffico basta togliere la patente a chi prende benzodiazepine. E qua entriamo in un tema molto delicato, ma effettivamente li sentiamo dire quando compilano il foglio, perché c'è l'obbligatorietà anche di compilare, diciamo, questo foglio, l'autodichiarazione o il certificato anamnestico da parte del medico curante o del medico di fiducia, che molti non segnalano, non mettono la crocetta sull'assunzione dei farmaci. Poi li vedi che sono completamente rallentati, li mandi anche dallo psicologo del traffico, la testistica è insufficiente, e dopo salta fuori appunto che c'è un abuso, o comunque c'è una regolarità nell'assunzione delle benzodiazepine, ma quando chiedi a loro ti dicono di no, ma cosa vuole che sia, me l'ha prescritta il medico di base, è un po' di goccia, un po' di compresso, metà compresso al giorno, non è niente. Però poi li vedi dopo che effettivamente hanno dei deficit non indifferenti. Nel 2013 sono state anche introdotte praticamente delle codici speciali, ovvero la possibilità, nel momento in cui per esempio il campo visivo e i requisiti visivi non sono pienamente soddisfatti, c'è la possibilità da parte della commissione medica di limitare la guida del conducente per esempio durante la notte, limitare quindi la guida soltanto in orario diurno, oppure ancora entro un raggio di chilometri dal luogo di residenza,
Oppure ancora, e questo ci viene indicato sempre dallo psicologo del traffico, una guida per esempio con alcol zero, che praticamente devono avere un'alcolemia zero e quindi niente alcol. Oppure anche la guida non autorizzata in autostrada e così via. Giungo alla nostra osservazione anche ovviamente tutti i conducenti che hanno avuto un abuso cronico di alcolici o una pregressa dipendenza, le ripetute guide in stato di ebbrezza, la pregressa storia alcol correlata all'epilessia, il soggetto anziano con test cognitivi al limite di assunzione dei farmaci che possono interferire sulla guida, o il soggetto anche con doppia patologia all'alcol e patologia psichica. Abbiamo anche appunto le patologie psichiche, anche questi giungono alla nostra osservazione, e anche in questo caso spesso e volentieri chiediamo la collaborazione allo psicologo del traffico che ci valuta anche diciamo eventuali deficit cognitivi. E in questo caso la patente superiore è limitata per un periodo massimo di 2 anni. Poi ci sono tutte le patologie urogenitali, come ad esempio i trapianti renali. In questo caso nei trapianti renali il legislatore ha previsto che l'idoneità massima è di 2 anni, cioè un trapiantato renale, un conducente che ha avuto un trapianto al rene deve venire obbligatoriamente in commissione medica patenti, l'ufficiale sanitario lo deve inviare da noi, e l'idoneità massima in questo caso è di 2 anni. E qui tutte le volte assistiamo a polemica da parte dei conducenti perché non riescono a capire ma per quale motivo devo venire ogni 2 anni quando quell'altro che ha altre patologie più importanti invece ha un'idoneità massima di 5 anni. Diciamo che tutti i casi che vengono visti in commissione medica patenti si dà un'idoneità limitata, che può essere nel caso dell'alcol da 6 mesi a 1 anno, 2 anni, a 3 anni, e poi si può anche liberarlo. Comunque c'è in genere un'idoneità limitata. L'ufficiale sanitario invece no. L'ufficiale sanitario, come prevede la normativa vigente, fino a 50 anni può rilasciare l'idoneità di 10 anni, da 50 a 70 5 anni, da 70 a 80 3 anni e da 80 in poi 2 anni massima di idoneità. La normativa recente ha introdotto anche la possibilità, per esempio per soggetti che hanno dell'amputazione agli arti, patologie croniche stabilizzate, amputazione di arti, patologie come la sordità e così via, e che quindi hanno anche dei codici speciali. Nel caso dei sordi è ancora prevista l'obbligo degli specchietti retrovisori, che comunque tutte le macchine ad oggi hanno gli specchietti retrovisori, però la normativa prevede che venga indicato anche il codice. Questi possono essere liberati dalla commissione medica e possono essere visti dal medico monocratico. Pazienti anche che hanno sindrome dell'apnea notturna, anche questi devono essere moderate o gravi, queste praticamente devono essere, cioè moderate e gravi, devono essere praticamente inviati alla commissione medica patenti. In questo caso l'idoneità per le categorie di gruppo 1 è massimo 3 anni, per il gruppo 2 invece è massimo 2 anni. Poi abbiamo tutte le patologie ematologiche, anche in questo caso ne vediamo gran poche. Ecco, prima vi ho detto appunto che i medici o il medico monocratico ha l'obbligo per legge, ogni qualvolta sussista la possibilità, il dubbio sull'idoneità psicofisica alla guida, di inviare il conducente in commissione medica patenti. Però anche noi, commissione medica patenti, quando vediamo dei dubbi praticamente sull'idoneità psicofisica cognitiva e delle capacità cognitive, inviamo allo psicologo del traffico. L'articolo 324 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada prevede che per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per i veicoli di categorie superiori C, D, E e le patenti speciali C e D sono richiesti
tempi di reazione a stimoli semplici, complessi, luminosi, acustici e sufficientemente rapidi e regolari. Questi devono rientrare almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione. Il comma 2 prevede che ci sia una valutazione psicodiagnostica e che devono essere effettuate, oltre alle prove di cui è il comma 1, anche le prove di attenzione, di percezione e, su specifica richiesta del medico, della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. L'articolo 2 sancisce anche che in ogni caso gli psicologi che procedono a queste valutazioni previste appunto da questo articolo che vi ho appena detto devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di quell'articolo 119 del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale. E questa specifica formazione consiste in un minimo di, se non ricordo male, di 2.000 ore, 1.500 ore, 1.600 ore in Austria. Prevede per esempio in Austria, nel paese in Austria, prevede un minimo di formazione, un minimo di ore di 1.600. Ecco, questo è un elenco dei principali ambiti in cui può essere rilevante una visita psicologica. Una parte, ve l'ho già detto, i conducenti che hanno guidato in stato di ebbrezza o che abbiano comunque commesso frequenti altre infrazioni e che presentano un alto elevato rischio per la sicurezza stradale. Conducenti anziani con decadimento delle funzioni cognitive. In questo caso però appunto la valutazione, dopo ve la spiegherà Massimo, la valutazione deve contenere proprio in maniera esplicita indicato se c'è questo alto o basso rischio di recidiva. Conducenti con disturbi psichiatrici, neurologici o che hanno disabilità, e anche conducenti professionali che hanno superato i limiti di età. Da 65 anni in poi, per le categorie, per le patenti C del camion, sono obbligatoriamente per legge, i conducenti sono tenuti obbligatoriamente a venire in commissione medica patenti. Per quanto riguarda i conduttori, i conducenti degli autobus, a partire da 60 anni. Devono risultare, perché una visita sia utile, che possa aiutare, diciamo, l'attività della commissione medica patente, deve risultare che i criteri diagnostici utilizzati siano rilevanti per la guida, siano validati rispetto alla guida. Cioè, a noi interessa sapere se la persona può avere dei problemi alla guida, non altro. Se uno mi mette che i deficit, un professionista mi indica che nella valutazione neuropsicologica mi indica che i deficit cognitivi sono, che c'è un deficit cognitivo ma che è inferiore alla norma o che è nella norma correlato all'età, a me questo a noi, alla Commissione non serve, non è utile avere questa informazione. A noi ci interessa sapere sempre se è validato rispetto alla guida, se è rilevante ai fini della guida. Molto spesso lo psicologo del traffico ci indica appunto proprio in maniera esplicita che non sussistono da parte psicologica controindicazioni al rinnovo della patente di guida, e questo è molto utile.